Gli elementi emersi dall'indagine di Padova orientano a escludere profili di corruttela o di coinvolgimento di livelli politici sovraordinati nelle decisioni contestate. È la precisazione del procuratore della Repubblica di Padova, Antonino Cappelleri, affidata ad una nota in merito alla vicenda dei tamponi rapidi utilizzati tra la prima e seconda ondata Covid. Nei giorni scorsi il PM Benedetto Maglio Roberti aveva chiesto il rinvio a giudizio per falso in atto pubblico nei confronti dell'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato e del microbiologo Roberto Rigoli, indagato quest'ultimo anche per depistaggio perché avrebbe fornito documentazione fasulla. Gli atti sono stati ora trasmessi dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti di Venezia, che valuterà un eventuale danno erariale. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 12 dicembre. Ritengo di aver operato nello svolgimento della mia attività con il massimo scrupolo e nell'esclusivo interesse della collettività. Confido che già all'udienza preliminare sia possibile chiarire ogni aspetto della vicenda e appurare la correttezza del mio operato, le dichiarazioni di Roberto Rigoli riportate in un lungo comunicato stampa. E invece l'avvocato Alessandro Moscatelli, legale dell'ex DG Patrizia Simeonato, ad intervenire sulla vicenda. La dottoressa Simeonato respinge con forza le accuse avanzate dalla procura. Emerge già oggi, senza necessità di un processo, come la stessa sia sempre comportata con i soli obiettivi di tutelare la salute pubblica e di preservare gli interessi della pubblica amministrazione. L'inchiesta riaccende il dibattito politico con i consiglieri regionali del Partito Democratico che annunciano che nei prossimi giorni chiederanno tutta la documentazione e l'avvio di un'inchiesta interna per capire cosa sia avvenuto. Il presidente Luca Zaia auspica venga fatta presto chiarezza. Ho al massimo rispetto per il lavoro della magistratura e auspico che faccia chiarezza, ma lo faccia veramente con velocità. Mi permetto solo di dire questo, anche perché non è giusto che ci sia un'agonia per le persone coinvolte. Esprimo fra l'altro la mia stima ai due dirigenti, in particolar modo al dottor Rigoli, che conosco da 30 anni. Avrà modo di dimostrare tutto quello che sa di questa vicenda. Ricordo che i tamponi oggetto dello scandalo sono i tamponi usati non solo in Italia ma in tutto il mondo.